Daydreamer anticipazioni 13ª puntata del 26 giugno. Jeanne e Sanem passeranno la notte insieme. In questa puntata Jeanne rischia di mandare a monte il contratto con l'imprenditore dell'azienda cosmetica. Jean, infastidito dall'interesse dell'imprenditore per Sanem, deciderà di abbandonare la festa per la sua gelosia, subito dopo essersi aggiudicato il contratto. Questo gesto inaspettato non sarà gradito e in un primo momento l'imprenditore vorrà annullare l'incarico che confermerà subito dopo aver saputo da JJ che Sanem non è solo una semplice impiegata dell'agenzia pubblicitaria ma è la fidanzata di Jean. Dopo essere fuggiti dalla festa, Jean si recherà insieme a Sanem nel suo capanno di montagna, dove prepara una camera oscura per poter sviluppare le foto appena scattate. Ed è proprio qui che Jean e Sanem trascorreranno la notte insieme. Dopo aver passato una bellissima giornata in serata mentre ballano, Sanem, che ha bevuto troppo vino, si addormenterà tra le braccia del suo albatros. Il giorno dopo Sanem si sveglierà non ricordando niente di quanto accaduto tra lei e Jean e chiederà di essere accompagnata subito a casa per paura di beccarsi dei rimproveri dalla madre per aver trascorso la notte fuori. Successivamente Jean affronterà il truffatore della famiglia di Sanem. Jean verrà a conoscenza che i genitori di Sanem e Leila hanno venduto la loro bottega di generi alimentari a un tizio che li ha ingannati e per questo motivo affronterà il truffatore per convincerlo a restituire il negozio agli Aydin allo stesso prezzo con cui è stato acquistato. Intanto Aileen, delusa per aver perso un altro contratto prestigioso dell'azienda cosmetica, si dimostrerà invidiosa e gelosa di Sanem e continuerà a progettare nuovi piani contro il fratello di Mirre. Aileen sarà sempre più gelosa di Sanem e vedendo il suo amante Mirre sempre insieme a Sanem penserà che tra i due ci possa essere anche del tenero. Aileen, inoltre, decisa più che mai a distruggere l'azienda dei Leavitt, continuerà a usare il suo fidanzato Mirre come una marionetta, pressandolo per cercare di convincerlo a gestire al posto di Jean l'affare dell'azienda cosmetica. Bene, non ci resta che seguire l'episodio. Commentate pure, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!